parto con un riassunto un po' delle domande che ci ha posto l'ingegner Carraro all'inizio, era un po' il pensiero che avevamo anche avuto nella presentazione, nella predisposizione di questa presentazione, inserendo prima un piccolo inquadramento per capire dove siamo. Il fiume Marzenego è un fiume molto vicino a dove siamo oggi, corre qua dietro nel suo tratto terminale dove cambia nome e diventa canale Osellino. Attraversa il territorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive che interessa 3 province, la provincia di Venezia, la provincia di Treviso e la provincia di Padova. E lo stesso fiume, Marzenego appunto, interessa tutte e 3 le province. Una prima parte dalla provincia di Treviso, poi passa per la provincia di Padova per entrare in provincia di Venezia e sfociare in laguna. Siamo nella parte di gronda lagunare proprio di fronte a Venezia. Il fiume ha un principale affluente che è il Draganziolo, che parte sempre dalla parte della provincia di Treviso e scende anche lui fino in provincia di Venezia, in comune di Noale, dove si immette nel Marzenego. E questa parte alta, diciamo così, del bacino è la parte che oggi è propriamente del Marzenego. Poi c'è una parte intermedia invece che oggi entra nel canale scolmatore del fiume Marzenego, un'opera di carattere idraulico che è stata realizzata a metà degli anni 70, e ancora a valle un'altra piccola porzione di bacino a questo punto che torna ad essere del bacino del fiume Marzenego propriamente, e in particolare nel tratto che si chiama canale Osellino. Quindi è un fiume che ha una certa caratteristica che distingue appunto delle acque alte, le prime, quelle che possono raggiungere la laguna direttamente, le seconde quelle che passano tramite il canale scolmatore che invece raggiungono la laguna con sollevamento meccanico in condizioni di alta marea e invece a gravità in condizioni di bassa marea, e la parte invece chiusa fra il canale scolmatore, che è quella linea blu che si vede in fondo che fa un anello, e la parte L che è nella parte bassa di quell'anello che è il canale Osellino, che invece raggiunge la laguna esclusivamente tramite pompe. Il territorio ha alcuni punti di debolezza, principalmente dovuti all'azione dell'uomo nel passato, in quanto è un canale che attraversa un territorio fortemente urbanizzato e di conseguenza insomma, ne subisce anche le conseguenze. Nel tempo sono stati realizzati una serie di interventi per migliorarlo dal punto di vista idraulico, cioè migliorare le caratteristiche dal punto di vista idraulico ed ambientale. Qua ne riassumiamo qualcuno, vediamo la realizzazione del canale scolmatore appunto, che ha messo in sicurezza, in un buon grado di sicurezza il centro di Mestre, la realizzazione di alcuni impianti idrovori appunto per riuscire a gestire meglio i sottobacini, e poi una serie di interventi di carattere ambientale che direttamente nell'asta del fiume o di quelle dei suoi affluenti hanno potuto migliorare le caratteristiche dell'acqua. Sono finanziamenti che abbiamo potuto realizzare grazie al piano direttore 2000, siamo all'interno del bacino scolante della laguna di Venezia e quindi abbiamo potuto godere di finanziamenti di questo tipo con l'obiettivo di abbattimento dei nutrienti. Abbiamo potuto fare opere anche di sicurezza idraulica e opere anche di miglioramento della qualità dell'ambiente attorno al fiume. Poi altri punti di forza, per esempio, è l'attraversamento del centro storico di Noale, che sicuramente dal punto di vista storico e paesaggistico qualifica ancora questo fiume. Allora, su questo inquadramento abbiamo ritenuto, diciamo, di avviare un contratto di fiume che, se la guardiamo dal punto di vista strettamente consortile, abbiamo visto che opere idrauliche ne abbiamo fatte, opere ambientali ne abbiamo fatte, quindi attualmente non è il peggiore dei fiumi che il Consorzio gestisce dal punto di vista idraulico. Dal punto di vista qualitativo delle acque non è il peggiore, i dati di ARPA lo individuano come sufficiente per quasi tutta la sua asta, partendo nella parte alta come già a livello buono e avendo soltanto un punto scadente in prossimità della foce dove ci sono l'impatto, diciamo, più urbano con gli scarichi dei depuratori, di sfioratori, di fognatura. E l'inserimento ambientale già è abbastanza buono, però tutto questo riteniamo che non possa bastare, cioè si può intervenire ulteriormente
Abbiamo ancora dei finanziamenti in essere per poter intervenire su questo fiume. Il principale è l'intervento sul fiume Marzenego, sempre nel tratto di valle del canale Osellino. È un'opera che è partita qualche anno fa, sempre con finanziamenti della legge speciale per Venezia. Attualmente abbiamo un finanziamento da 28 milioni di euro per la riqualificazione dello stesso fiume. E gli obiettivi sono multipli, in questo caso proprio il disinquinamento della qualità delle acque, il disinquinamento dei sedimenti, cioè l'eliminazione di parti di sedimenti inquinati che sono nel fiume, l'incremento, la valorizzazione del fiume stesso per aumentare la fruibilità e ovviamente la riduzione del rischio idraulico. E il percorso però che ha avuto questo progetto, che è partito con le prime schede prima del 2000, abbiamo fatto le prime schede di richiesta di finanziamento alla Regione e poi finalmente sono arrivati i finanziamenti, abbiamo potuto avviare una fase di progettazione preliminare, la quale aveva anche avuto un percorso in un qualche modo partecipato, cioè era stata anticipata la fase di progettazione con incontri con alcuni dei portatori di interesse. Eravamo molto lontani nel tempo dai tempi di oggi, no? Quindi non si parlava di contratto di fiume, non si parlava di sistemi di partecipazione, però prima di mettersi a progettare avevamo cercato di raccogliere dalla popolazione e dalle associazioni principalmente quelli che potevano essere gli interessi. È stato anche un po' menzionato in uno degli interventi di questa mattina nella parte del Question Times. E alla fine siamo arrivati a proporre un progetto definitivo che aveva avuto anche l'appoggio della struttura commissariale a seguito dell'alluvione del 2007, ha ottenuto le varie approvazioni e arrivato ad ottenere il decreto, la delibera di giunta che approvava il progetto definitivo, però siamo trovati a fare un salto indietro. Un salto indietro perché evidentemente la fase partecipata che abbiamo avuto all'inizio ha dato dei buoni risultati ma non ottimi, e quindi ci siamo resi conto che questo progetto necessitava di ulteriori migliorie, apportare ulteriori migliorie per poter essere effettivamente condiviso dalla popolazione. Allora, forti, diciamo così, di questo insuccesso o indeboliti da questo insuccesso, riteniamo che avendo preso coscienza dell'esistenza di sistemi partecipati che partono all'origine, cioè prima delle fasi di progettazione, sollecitati anche da una serie di associazioni principalmente localizzate nell'abitato di Mestre come punto di interesse dell'esistenza appunto di questi contratti di fiume, abbiamo ritenuto di provare ad attivare un contratto di questo tipo, in modo da poter per il futuro riuscire ad arrivare ad avere una base per le progettazioni che sia sicuramente effettivamente condivisa con la cittadinanza. Io qui mi interrompo un attimo, poi riprenderò più avanti e lascio un attimo la parola all'ingegner Schenkel del Comune di Venezia che ha un percorso simile. Buonasera. Il mio contributo è limitato a quella che è stata la storia di questi interventi sul Marzenego, che è recentissima, che è stata promossa dal Comune, non tanto come contratto di fiume, ma come un'opera pubblica di emergenza. Avendo avuto un dibattito prolungato negli ultimi 10-15 anni su quello che poteva essere la caratterizzazione di Mestre come città d'acqua, ma che non aveva portato a nessun elemento operativo, cioè si è arrivati a discuterne su strumenti di pianificazione, ma non si era arrivati ad una decisione operativa, come molto spesso accade. E abbiamo un esempio anche in generale con gli allagamenti del 26 settembre del 2007, diventa attuale un elemento che prima non si pensava o non era ritenuto prioritario. La banale causa che ha provocato un intervento significativo nel centro di Mestre
è quello di un ammaloramento di una parte significativa di un solaio che tombinava il Marzenego. L'origine del tombinamento è di circa un secolo fa, l'inizio, è proseguito fino agli anni 60-70, il Marzenego era scomparso non solo alla vista ma anche all'attenzione degli abitanti del centro di Mestre, che anzi lo vedevano come una minaccia più che come una risorsa, come era stato per tutti i secoli precedenti, e sulla base di questo si era dimenticata la questione del Marzenego nella parte centrale di Mestre. Rispetto a questo c'è stata un'assemblea pubblica a seguito dell'apertura obbligata del Marzenego. Ci siamo ritrovati con un fiume di nuovo riscoperto in termini proprio letterali da parte della popolazione, da parte dell'amministrazione, da parte anche di tutti quelli che attorno al Marzenego hanno delle competenze e anche degli interessi. In termini paralleli al progetto sull'Osellino ci siamo ritrovati a dover discutere se era preferibile, in termini molto stringati e veloci, perché era già in atto un appalto per la sostituzione della copertura del fiume, per discutere se valeva la pena avere un fiume visibile e fruito in centro, se era finito il tempo in cui si cercava di tombinare perché c'erano i miasmi, come è stato definito nel 1910, i miasmi che provenivano dal Marzenego, e se questa poteva essere una risorsa. Questo è un processo che è, se vogliamo, di tipo amministrativo dopo, ma prima è di natura culturale. Si è andati avanti su questo in termini anche abbastanza rapidi, perché l'ordinanza di blocco del traffico sulla strada che correva sopra il Marzenego è della fine del 2011. C'è stata un'assemblea il 28 maggio del 2012 che ha detto teniamo aperto il Marzenego in un tratto limitato, cioè dal ponte della Campana alla fine di via Poerio a piazza 22 marzo. Oltre a questo si è posto di nuovo il problema della qualità delle acque del Marzenego, che è ancora in piedi. Si è posto il problema di come si utilizza quel tratto di città, oltre che di fiume, di cosa succede a valle e soprattutto a monte. Questo proprio per problemi sia di qualità che di attenzione su tutto quello che ruota attorno da un punto di vista socio-economico, culturale, di fruizione. E sulla base di questo possiamo andare avanti. Sono stati individuati già oggi questo perimetro di intervento. Un primo lotto, che era quello appunto che aveva suscitato l'elemento di emergenza, il secondo lotto che è un completamento. Stiamo ancora parlando sostanzialmente di un'opera pubblica che però ha bisogno, proprio per la sua rilevanza e per il peso che ha in tutta la vita della città, ha bisogno di un supporto di consenso, ma non solo di consenso banale perché ci sono dei singoli puntuali interessi che si scontrano, ma proprio perché si tratta di ricalibrare anche una vita urbana e cittadina. Allora, rispetto a questo, noi abbiamo il primo tratto. Questo primo tratto è in corso di realizzazione e vedremo poi che si concluderà a breve nel 2014.
Il secondo tratto è stato inserito nel piano città, è stato finanziato, e poi noi avremo però una situazione che certamente per la qualità urbana di Mestre, che non è eccelsa, è un punto di richiamo, di attrazione e perciò anche di interessi molteplici e nello stesso tempo di capacità anche di suscitare un'acquisizione più ampia che non sia quella dei frontisti o di chi frequenta le zone del centro di Mestre attorno a Piazza Ferretto. Ora, rispetto a tutto questo, il passo successivo, che ripeto è stato concentrato di fatto nel 2012, è stato quello di arrivare a concepire anche un master plan della parte a monte del tratto su cui si interveniva e ricomprendere in questo tratto tutte le problematiche di sicurezza idraulica, qualità ambientale in generale, oltre che la soluzione di alcuni problemi puntuali che ci sono anche in questo tratto, ovviamente all'interno del territorio del Comune di Venezia. Per cui si è arrivati a questo cronoprogramma, che appunto il primo lotto è iniziato ad aprile del 2013 e si finisce e sembra che non ci siano particolari intoppi per concludersi nel giugno 2014. Un secondo lotto, che è quello appunto finanziato col piano città, che deve essere chiuso entro 6 mesi dalla firma, perciò entro 5 mesi e qualche giorno, e ha anche questo una prospettiva di realizzazione abbastanza ravvicinata, se pensiamo che appunto il dicembre 2015 proprio condizionato dal finanziamento. Come vedete nell'immagine a sinistra, quella era la fase di maturazione di questo intervento dal 2012 all'aprile 2013, in cui si vedono le travi e l'apertura del Marzenego. Quell'immagine notturna è quella che vedremo appunto nella prossima estate, e l'ultima è invece il completamento dei 2 lotti. Come dicevo prima, la proposta che è maturata e che è assunta non solo dall'amministrazione, ma anche da una serie di altre amministrazioni e anche da alcuni utilizzatori di questa fascia attorno a Marzenego, è quella del Parco del Marzenego, che non è il momento adesso di illustrare nei particolari. Comunque per questo ringrazio anch'io l'ingegnere Gusmaroli, perché anche su questo ha dato un importante contributo, oltre alla presentazione di queste slide. Su questo abbiamo una serie di interventi che appunto riguardano tutta la vita attorno al fiume. Vado rapidissimamente. Questo elemento di inserimento di un blocco, di una consuetudine all'urbanizzazione e alla più o meno intensa attorno al fiume è una concezione che è stata abbandonata per alcuni decenni, che adesso si ritrova. Certamente ha un bisogno, tra virgolette, politico generale di comprensione e di sostegno. Ora, rispetto a questo, noi abbiamo avuto un periodo, appunto dopo il 2007, gli allagamenti del 2007, noi abbiamo avuto un periodo di riacquisizione di coscienza dell'importanza dell'acqua. Di questo abbiamo certamente come amministrazioni
abbiamo un debito nei confronti di alcune associazioni e aggregazioni che ci sono state nel territorio, in particolare appunto attorno a Mestre. I comitati allagati che si sono formati dopo gli episodi del 26 settembre 2007, la stessa provincia ha portato avanti in maniera sostanziosa il tema del piano delle acque, e all'interno di questo tema del piano delle acque anche la tematica dei contratti di fiume. Allora, su questo il plauso deve essere dato a queste associazioni che hanno portato anche all'attenzione delle amministrazioni il tema del contratto di fiume, che si era già manifestato da altre parti. Però il fatto positivo è che siamo arrivati in tempi, ripeto, abbastanza rapidi ad arrivare ad una fase operativa anche per il contratto di fiume, non soltanto con delle opere finanziate, ma anche con degli elementi di progressione di questa logica della partecipazione e dell'elemento di confronto con quello che si muove attorno al fiume. Ecco, con questo non è che possiamo presentare un contratto di fiume, siamo ai primi passi, però già le delibere, tra cui quella della Giunta Comunale di Venezia di adesione a un protocollo per il contratto di fiume del Marzenego, è un elemento che credo possa essere positivo, perlomeno in questa fase. E cedo di nuovo la parola all'ingegner Bendoricchi. Aggiungo solo due cose per andare a concludere. Appunto, sulla base di queste sollecitazioni e con l'opportunità dei due progetti si è fatto un protocollo d'intesa fra i sindaci e il consorzio di bonifica che dice in sostanza partiamo con il contratto di fiume, cosa che dovrà concretizzarsi nel prossimo periodo, probabilmente fra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo, dando avvio a tutta la parte vera e propria del contratto. Oggi siamo in fase 1 che si è cominciato appunto a maggio-giugno del 2013, questo è il tempo che ci è voluto per mettere insieme tutte le amministrazioni e arrivare alla fine di quest'anno di fatto con la chiusura della prima fase, che dà il via alla seconda, quella vera e propria, che riteniamo di fare nel periodo 2014-2015, anche per cercare, se ci dovesse essere il finanziamento regionale, di rimanere nei tempi stretti che ci hanno dato, ed eventualmente insomma di sforare nei tempi successivi se non ci dovesse essere anche il finanziamento. Comunque ritengo che un contratto di questo tipo debba seguire i tempi necessari, non quelli fissati, poi per arrivare nella fase 3 nel 2015 alla chiusura del contratto. Gli obiettivi attesi sono un po' riassumibili in tutte le presentazioni senza dilungarmi fatte nella mattinata. Principalmente ritengo che sia importante arrivare, lo dicevo un po' prima, a condividere un modo per prendere le decisioni che dovremmo affrontare da qui in avanti, e le complessità, per allacciarmi alle ultime domande che poneva l'ingegner Carraro, che dovremmo affrontare sempre, ritengo, perché essendo proprio i primi giorni di avvio è difficile capire, ma un po' da quanto ho sentito oggi e dalle esperienze del confronto che ho avuto con qualche collega, le complessità sono sicuramente riconducibili alla composizione di interessi potenzialmente in conflitto, quindi cercare di portarli a convergere, e soprattutto riuscire a coinvolgere nel modo opportuno e corretto tutti i portatori di interesse. E inoltre poi ci sarà anche la difficoltà di riuscire a mettere la luce nelle tematiche giuste, per non rischiare di diventare dispersivi e di fatto inconclusivi. Quindi, per non concludere, direi che ho rubato questa immagine da internet che un po' riassume la cosa. La strada sicuramente sarà impegnativa e bisognerà aiutarsi tutti assieme per percorrerla in maniera propositiva. Chiudo con questo, ringraziando per l'attenzione.